delitto di Margherita Ceschina Conegliano. In aula hanno iniziato a parlare gli imputati. La 72enne non doveva essere uccisa ma solo intimidita, così ha riferito l'ex fidanzata di Joel Lorenzo, anche lui a processo per l'assassinio di cui mandante è considerato l'ex marito della vittima. Indagini in corso da parte dei carabinieri dopo la denuncia di un'aggressione nei confronti di un uomo che stava passeggiando con la figlia lungo una via a ridosso del Duomo di Montebelluna. Carabinieri del NAS in centri estetici e saloni di parrucchieri. Nella Marca sospese 3 attività, sanzioni per 12.000 euro, ma nel mirino in queste ultime settimane sono finiti anche bar e ristoranti. I dazi USA agitano il mondo della politica e le imprese. Scossone da 400 milioni di euro solo nella Marca, calcola la CNA. Gli industriali temono pesanti contraccolpi. Liste d'attesa, conti aggiornati per la sanità trevigiana sono 2.500, le prestazioni che rientrano nei livelli essenziali in stallo erano 43.000 nel post-Covid. A fornire il quadro è il direttore Benazzi. In tanti a Santa Maria Maggiore di Treviso, ai funerali di Tullio Giacomini, uno dei volti della Treviso solidale, indimenticabile il suo impegno per la comunità Quadrifoglio. Frana di San Vito, l'ANAS annuncia che la statale di Alemagna riaprirà domani mattina alle 6. L'incubo delle colate di detriti rimane, il governo potrebbe dichiarare lo stato di emergenza. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però i temi della sanità con il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna puntuale questa sera alle 21. Vi chiediamo liste d'attesa, un voto secco alla sanità veneta. La sanità veneta sulle liste d'attesa è promossa o bocciata? Se è promossa il numero è quello in verde, se bocciata il numero, ça va sans dire, in rosso. La chiamata come sempre è gratuita. All'esito del sondaggio questa sera da Ferdinando Avarino a Ringa. Tra l'altro di liste d'attesa parleremo fra poco con un quadro aggiornato e puntuale del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Dicevamo i fatti, la cronaca, in particolare la cronaca giudiziaria. Oggi processo, udienza cruciale nel processo per la morte, il delitto di Margherita Ceschina, la 72enne trovata morta il 23 giugno del 2023 nel suo appartamento di Conegliano. C'è quella che sembra una svolta, perché Margherita Ceschina non doveva essere uccisa ma solo intimidita e spaventata. Così ha riferito in aula Candy Maria Rodriguez, l'ex fidanzata di Joel Lorenzo, anche lui a processo per l'assassinio. Dalle dichiarazioni già di Candy è emerso in maniera chiara un elemento che è dirompente nell'ambito di questo procedimento, ossia che il mandato che era stato conferito a Sergio era non quello omicidiario come sostenuto dalla procura, bensì un mandato ad intimidire in qualche modo la signora Ceschin per farla desistere dalle pretese creditorie che avanzava nei confronti dell'ex marito. Margherita Ceschin non doveva essere uccisa, ma solo intimorita, spaventata, intimidita. E questo è il passaggio chiave della deposizione in aula di Candy Maria Rodriguez, la 26enne dominicana accusata di aver avuto un ruolo di intermediazione nell'assassinio della 72enne, trovata morta soffocata con il torace sfondato nel suo appartamento di Conegliano nel giugno del 2023. Un delitto su commissione, l'impostazione dell'accusa, mandante l'ex marito di Ceschin, quell'Enzo Lorenzon, oggi ottantenne, che non voleva più corrispondere alla donna un assegno di mantenimento da 10.000 euro al mese e che per questo aveva soldato una banda di dominicani. Rodriguez, che per la prima volta ha parlato in aula, è anche la fidanzata di Joel Lorenzo, a sua volta accusato di aver partecipato al delitto con il fratello Sergio e Matteo Garcia, detto Molongo, anche loro presenti in corte d'assise. Joel, va ricordato, si trova imputato in un altro processo perché stradato dalla Repubblica Dominicana solo a inizio di quest'anno. Insomma, Candy, che di fatto ha ammesso di aver favorito la fuga del compagno per amore, ha riportato quanto le era stato detto da Joel riguardo quel maledetto agguato poi finito nel sangue. Quando ha saputo quello che era successo e in che termini costui era coinvolto, si è trovata, diciamo così, a fronteggiare da un lato le ragioni del cuore, quelle della famiglia, di cui ci parla ancora Sofocle nell'Antigono nel IV secolo a.C., e quelle della legge, che spesso confliggono. Questa è la cosa che mi ha detto dalla prima occasione in cui ci siamo incrociati. Sono stata stupida, ma del resto stiamo parlando con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 22 anni. La deposizione di Candy segna un punto anche per la difesa del presunto mandante Enzo Lorenzon.
Io direi che al di là della premeditazione, per come stanno evolvendo i fatti processuali, potrebbe anche venir meno proprio l'ipotesi della volontà omicidiaria. Non si esclude poi un confronto tra fratelli, tra Sergio e Joël. Ormai le accuse sono incrociate quanto terribili. Potrebbe essere oggetto anche di un eventuale confronto tra gli imputati, valuteremo eventualmente se chiederlo all'esito degli esami dei miei assistiti. Tra l'altro l'udienza è stata sospesa per indisposizione del giudice e rinviata al 18 e 25 di settembre. Ora andiamo a Montebelluna, sempre per la cronaca. Ci sono indagini in corso per ricostruire una violenta aggressione nella zona del Duomo. A sera bisogna chiudere presto perché non si sa mai. È il commento di uno dei residenti di Via Cava a Montebelluna. Soprattutto dopo aver saputo dell'aggressione ad un papà che stava passeggiando lungo questa via con la figlia. Via Cava è una stradina a ridosso del Duomo, utilizzata praticamente solo dai residenti. Un luogo tranquillo per fare due passi in cerca un po' di fresco in queste caldissime giornate di luglio. Così hanno fatto l'altra sera un 58enne della zona e la figlia di 19 anni, fino a quando in uno degli angoli meno illuminati è spuntata fuori una ragazza con il volto coperto e un pezzo di vetro in mano. La giovane ha affrontato l'uomo, pare chiedendogli del denaro sotto la minaccia del coccio appuntito. Solo che il suo aspetto gracile non ha per nulla intimorito il 58enne, che anzi l'ha spintonata levandogli il vetro dalle mani. A quel punto la giovane si è data alla fuga, mentre l'uomo ha sporto subito denuncia ai carabinieri, che ora stanno indagando sul fatto. Di certo, complice un'illuminazione definita non sufficiente da alcuni residenti, lungo questa via non sarebbe raro incontrare strani personaggi. Perché vieni da là, i tosati, in 3, 4, in bicicletta. Se per caso tu dovessi passare via, si salvi chi vuoi. Ma insomma qualche giro strano c'è qua? Sì, chi ne sta preoccupato. Carabinieri della NAS in centri estetici e saloni di parrucchieri nella Marca trevigiana sospese 3 attività, sanzioni per 12.000 euro, ma nel mirino in queste ultime settimane sono finiti anche bar e ristoranti. Parrucchieri ed estetisti sotto la lente dei carabinieri del NAS, che nella Marca hanno controllato 26 saloni, arrivando in 3 casi a disporre la sospensione dell'attività. Si tratta di 2 centri estetici e di un acconciatore con sede nell'Interland di Treviso. Contestazioni per violazioni di carattere amministrativo per altre 5 strutture, con sanzioni per un totale di circa 12.000 euro. All'origine dei provvedimenti presi dal NAS, mancanze legate all'applicazione di leggi regionali e regolamenti comunali. Quella nei confronti di estetisti e parrucchieri non è l'unica attività svolta nelle ultime settimane dai carabinieri del nucleo antisofisticazione. 27 le verifiche dal punto di vista igienico-sanitario in altrettanti locali pubblici e in ben 21 casi sono state rilevate delle irregolarità e qui le sanzioni sono arrivate a superare i 30.000 euro. Si è reso necessario sequestrare 50 kg di cibo e bevande e 5.500 confezioni prive di tracciabilità, valore di mercato 5.200 euro. In un ristorante dell'Asolano, sanzionato per 3 diverse violazioni, sono state infine sequestrate ben 700 bottiglie di vino di cui non era possibile provare la provenienza. Dalla cronaca alla politica, con le dichiarazioni di giornata che hanno un peso specifico del presidente Luca Zaia. Luca Zaia che torna a chiedere l'election day in vista delle regionali d'autunno e parla della sua lista Zaia che dice sarà sicuramente sul tavolo di confronto del centrodestra, tavolo di confronto che dovrebbe essere convocato a breve, forse già nella serata di mercoledì. Stiamo attendendo di capire se si riesce a fare un election day nazionale, cioè quindi mettere assieme tutti. Siccome questo era il messaggio che arrivava da Roma e semplicemente non si è fissata la data per questo, non ci sono altre strategie. Se non ci sarà l'election day fisseremo la data, fisserò la data come è giusto che sia. Nessuna dietrologia, nessuna tattica occulta, semplicemente Luca Zaia aspetta un segnale esterno, visto che le regioni al voto in autunno saranno 6, inutile andare in ordine sparso, il principio ribadito di fatto anche da Massimiliano Fedriga in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, che aggiunge un tassello rigorosamente tecnico e amministrativo, ma dall'indubbio peso specifico. Viviamo un rischio concreto, cioè quella di far andare in bilancio provvisorio queste regioni, con la scadenza PNRR, ricordo, a giugno del prossimo anno.
quindi bisogna trovare una soluzione, o sia quella di rinviare di qualche mese le elezioni, o sia quello di fare una norma ad hoc per non andare in bilancio provvisorio. Qualsiasi essa sia, però dobbiamo tutelare, perché oltretutto rischiamo con questa tornata elettorale di consegnare ogni 5 anni a 5 regioni di andare in bilancio provvisorio. C'è poi la sostanza politica, con il tavolo nazionale del centrodestra chiamato a riunirsi nella prima parte della settimana, ordine del giorno proprio le regionali. Per il Veneto Meloni, Tajani, Salvini dovranno iniziare soprattutto a sciogliere il nodo del candidato presidente, soppesando un altro fattore dirimente, ovvero la presenza di una lista Zaia che lo stesso Zaia sembra dare per scontata. Ovvio che immagino che il tavolo nazionale anche questo sarà un argomento di discussione, visto e considerato che l'eventuale lista Zaia è una lista che è rispettosa nei confronti anche di tutti coloro che non votano Lega, che non votano centrodestra, ma che comunque si sentirebbero sarebbero disponibili a sostenere magari comunque una candidatura. Lista Zaia da un lato, futuro personale di Zaia dall'altro, con il diretto interessato che continua a professarsi fatalista. In Veneto si dice, c'è un proverbio che dice tutti la vuole e nessuno la ciol, o tutti lo vuole e nessuno lo ciol. Cioè, non ho la più pallida idea, guardi, zero assoluto, nel senso che non ho mai partecipato a riunioni o tavoli nei quali ci si occupi del mio futuro. Vedremo cosa accadrà, bisogna essere anche fatalisti, no? C'è poi l'economia che trema dopo l'annuncio shock di Donald Trump, il 30% dei dazi USA alle merci esportate dall'Europa. Ci sono i dati trevigiani, la CNA di Treviso ha calcolato uno scossone per le imprese della marca trevigiana da 400 milioni di euro, proprio derivanti dall'applicazione di questi dazi. Ma si dice preoccupato, molto preoccupato anche l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato. Ci mancava solo questa, come se non bastassero le guerre drammatiche che continuano ad esserci, il tema energetico, le materie prime, cioè come se non bastasse tutto questo ci mancavano anche i dazi. Cioè, i grandi colossi economici mondiali dovrebbero essere agevolatori di processi, non appesantire ulteriormente la situazione che non è delle migliori. La congiuntura economica e finanziaria la conoscete tutti, tutto serve tranne che i dazi. A margine della presentazione del nuovo piano di credito regionale a supporto delle imprese venete, l'assessore Marcato ha commentato l'annuncio di Trump sui dazi al 30% per l'Unione Europea. Gli imprenditori per loro natura hanno bisogno di fare investimenti, quindi di pianificare investimenti e avere un'idea di piano industriale. Con un interlocutore come l'America che ogni 3 minuti cambia l'assetto complessivo dei rapporti fra paesi diventa difficile fare tutto questo. Evidentemente uno deve sapere se l'anno prossimo avrà dei dazi oppure no, perché non è che può prescindere da questo. Ripeto, siamo già in una congiuntura particolarmente fragile. Forte preoccupazione è stata espressa anche dalla presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron. Temiamo dei contraccolpi pesanti, ha dichiarato. L'Unione Europea sia unita e ferma. Ma secondo la CGIA di Mestre il Veneto può puntare su 3 aspetti. Noi abbiamo 3 fattori che portano a un po' di ottimismo, soprattutto noi veneti. L'Italia e dentro l'Italia in modo particolare il Veneto. Primo, noi abbiamo un elenco prodotti che esportiamo molto lungo, quindi se non va uno va l'altro, questo è un po' il nostro motivo di minimo di ottimismo. Secondo motivo, abbiamo il più lungo elenco di paesi clienti verso i quali esportiamo. Evidentemente se va male o si rompono gli equilibri con un paese può darsi che troviamo spazio in un altro. Terzo, anche nei confronti del mercato americano statunitense noi abbiamo esportazioni di medio-alta gamma di prodotti. Significa che i clienti nostri negli Stati Uniti sono in grado di spendere. Problema globale, quello dei dazi e ripercussioni locali in un contesto già fragile, come evidenzia anche un nuovo studio di Ebicom proprio per l'economia trevigiana, dove calano le imprese giovanili e aumentano quelle degli over 55. Le è diminuita l'opportunità di fare impresa, i giovani non fanno più impresa, abbiamo perso oltre 1000 imprenditori giovanili con meno di 30 anni. Il quadro del mercato del lavoro si è sviluppato nella componente più precaria della flessibilità
e mentre i contratti a tempo indeterminato al netto delle trasformazioni sono scesi di 77.000 unità. La domanda che lo studio si era posta era quella di comprendere se le liberalizzazioni volute dal pacchetto Bersani, ormai oltre 10 anni fa, avessero o meno incrementato lo sviluppo del commercio. La risposta è in chiaroscuro. Se da un lato giovani e commercio calano, dall'altro le imprese legate al turismo e ai servizi aumentano in modo quasi esponenziale, con un più 932 per i primi e un più 4.111 per i secondi. Ma una città fatta solo di bar e affitti turistici non è destinata a durare a lungo. Per mantenere viva l'attrattività del nostro territorio abbiamo bisogno anche di una diversificazione, abbiamo bisogno di un'integrazione tra i cittadini, abitanti e residenti e i turisti che possono arrivarci. In questo senso, insomma, gli esercizi commerciali creano quelle relazioni che qualificano l'esperienza della conoscenza di un territorio. Il grido di allarme arriva dall'analisi sui giovani che in maniera massiccia se ne vanno all'estero, magari dopo aver studiato proprio a Treviso. Un dato preoccupante è la perdita di tanti giovani che dopo aver terminato gli studi qui partono verso l'estero cercando delle nuove prospettive. Pertanto, come parti sociali dobbiamo essere impegnati tutti a trovare delle soluzioni attraverso la contrattazione di secondo livello per creare buon lavoro, perché oggi i giovani chiedono maggiore qualità di vita. Giovani che chiedono anche salari adeguati. L'Italia è l'unico paese europeo nel quale gli stipendi sono fermi a 20 anni fa e nemmeno la grande rivoluzione di questi anni, quella digitale, è riuscita a cambiare le cose. Liste d'attesa, vi stiamo chiedendo se la sanità veneta per voi è promossa o bocciata. Intanto abbiamo fatto i conti con il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che ci ha scattato una fotografia aggiornatissima proprio sul tema delle liste d'attesa. Sono 2.500 le prestazioni che rientrano nei cosiddetti livelli essenziali in stallo, erano 43.000 nel post-Covid. A fornire il quadro per l'appunto Francesco Benazzi. Abbiamo lavorato bene perché le B, che sono quelle a 10 giorni, siamo a 0, le D, che sono quelle a 30 giorni, abbiamo pre-galleggiamenti 900 persone in prelista e poi per quanto riguarda le P, quindi 90-120 giorni, siamo a 1600. Sono 2.500 le prestazioni da recuperare per la sanità trevigiana relativamente alle cosiddette liste d'attesa traccianti, quelle per intenderci che rientrano nei livelli essenziali decretati a livello ministeriale, ovvero la specialità di cardiologia, la specialità chiaramente di visite nefrologiche, cardiologiche, visite pneumologiche, RM, RX, TAC, risonanze, ecografie, cioè voglio dire sono 85 prestazioni, quindi sono tante e sono le più gettonate, quindi l'impegno è stato veramente grande. Il confronto va fatto con il periodo della pandemia, quando si era davvero toccato il fondo. I numeri riferiti da Benazzi riguardano sempre le traccianti. Ai tempi post-Covid eravamo ormai a 43.000 visite praticamente che attendevano perché si erano accumulate durante l'anno e mezzo, 2 di Covid. Quindi diciamo che in 2 o 3 anni si sono recuperate 40.000 posizioni. Diciamo che si sono recuperate 40.000 posizioni, ma contemporaneamente, continuo a dire, abbiamo continuato a fare 3 milioni di prestazioni, perché noi ogni anno eroghiamo 3 milioni di prestazioni, escluso il laboratorio, che sono altri 10 milioni di prestazioni. Altro capitolo, le liste d'attesa non traccianti. Anche qui il direttore generale porta numeri ed esempi. La mappatura di INEI è non tracciante, come lo è la densitometria ossea, come ci sono altre ovviamente prestazioni che non sono nei LEA e quindi che il Ministero non traccia. In questo caso dunque diciamo che sono in prelista, avremo circa 9-10.000 visite che comunque la Regione ci ha detto di affrontare e di ovviamente ridurre, quello che stiamo già facendo, e credo anche qui che grazie all'impegno dei nostri operatori riusciremo ad arrivare anche qui a dei buoni risultati a fine anno. Vi raccontiamo la storia, una storia che arriva da Treviso, quella di uno studente universitario bocciato allo scritto, a un esame appunto dell'università, che ha chiesto al suo professore Alessandro Minello di Ca' Foscari di promuoverlo comunque, dandogli almeno un 18. A raccontare la storia è lo stesso professor Minello.
È stata una sorpresa, nel senso che dopo 20 anni di insegnamento è la prima volta che ricevo una domanda così diretta che, devo dire la verità, mi ha rattristato, perché alla fine, dobbiamo dire la verità, non possiamo incolpare tanto questo ragazzo, ma forse dobbiamo fare una riflessione noi, cioè noi come adulti, noi come società, noi come comunità, a scuola, se siamo in grado di trasmettere i veri valori che sono collegati anche allo studio. Non incolpa il ragazzo, il professor Minello, ma addirittura si assume le responsabilità se il valore dello studio non è entrato dentro il DNA del giovane in questione, che avrebbe voluto una promozione nonostante un fallimento e dedicarsi invece alla tesi. Non siamo riusciti a far capire a studenti come questo ragazzo che studiare serve per capire le cose, per poi portarle nel lavoro o in ulteriori percorsi di studio. E questo è, secondo me, purtroppo, come l'ho anche detto, un fallimento nostro, perché la fatica, l'impegno, la responsabilità sono valori fondamentali per realizzare qualunque obiettivo. Nulla a che vedere con i giovani che hanno rifiutato di fare l'esame orale alla maturità, che contestano invece modi e regole. Si può essere d'accordo o meno con delle regole, però il cambio di queste regole deve avvenire secondo percorsi definiti. Non si può, rifiutarsi di fare determinate cose perché non vanno bene. Se non vanno bene si cambiano, ma vanno cambiate nel modo corretto. In tanti questa mattina nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso hanno partecipato ai funerali di Tullio Giacomini sin dagli anni '80, uno dei volti della Treviso solidale. Lucio Zanato. Le note di C'era una volta all'West di Ennio Morricone hanno accompagnato l'ultimo saluto a Tullio Giacomini. Non un brano a caso, quello suonato da una componente dei giovani musicisti veneti, l'orchestra che Tullio aveva creato e che seguiva passo passo, ma l'essenza in note di un uomo costantemente alla conquista di quel West che è il far del bene. Tante le iniziative che da imprenditore della carta dal suo ufficio in strada Ovest si sono concretizzate per il bene di tutti. La prima, ma solo in linea temporale, nel 1982 tra i ruderi di un edificio di via Polveriera, oggi sede della comunità Quadrifoglio. Ci ha regalato una grande emozione e un grande esempio di come si affronta con coraggio e serenità la vita e la morte. A nome della cooperativa Quadrifoglio, ancora una volta e per l'ultima volta in sua presenza, dico grazie Presidente e buon viaggio. Vita e morte, perché Tullio sapeva di essere malato da tempo, ma fino all'ultimo ha continuato a sviluppare progetti, ma soprattutto a aiutare le persone, come ha ricordato padre Ottavio Bolis. Non sapeva dire di no, vero signora? Non sapeva dire di no. Ha avuto il grande senso dell'amicizia e proprio perché l'amicizia è una cosa seria, fedeltà alla parola data. Quel che diceva era ben fondato e portava avanti. E se al suo viaggio verso il cimitero di San Lazzaro, dove verrà ricordato per sempre, c'erano i volti della Treviso amministrativa, quella dei suoi incontri in Piazza dei Signori, ma anche del suo impegno politico nell'allora Partito Socialista, a salutarlo per l'ultima volta c'erano soprattutto gli amici profondi, quelli che hanno voluto posare una rosa rossa sulla sua bara, ma anche congedarsi da lui con parole semplici ma dritte al cuore, come quelle di Francesco Celante. Tullio caro, che perdita. Cosa possiamo dire di te? Che resterai sempre nei nostri cuori e di tutti quelli che hai aiutato. Ciao Tullio. Voltiamo decisamente pagina e ritorniamo a parlare delle suore di clausura scappate dal monastero di Vittorio Veneto, suore che hanno aperto un profilo Instagram.
Se qualcuno si stesse chiedendo come procede la vita fuori dal convento per Madre Aline e le sue consorelle in fuga, non ha che da accendere il telefonino e ad accedere ad Instagram. Sul profilo di Madre Aline, creato il 1° luglio scorso, le monache si mostrano sorridenti, intente a fare l'orto e a pregare. Una serenità ritrovata la loro dopo i numerosi patimenti subiti in primavera nel monastero di Vittorio Veneto. Mas ele prometeu estar conosco. Molti dei contenuti offerti sono in brasiliano, la lingua natia di Madre Aline Grammaci, che proprio dal Sud America è approdata in Italia ormai più di 20 anni or sono. La motivazione è semplice: in Brasile la rete televisiva Globo aveva mandato in onda uno speciale sulle monache che ha acceso l'interesse verso la loro vicenda. È questo semplicemente un modo per rimanere in contatto con tutti quelli che ci hanno scritto dopo la messa in onda in Brasile e per dare messaggi positivi dopo tutte le cose negative che ci sono accadute. Non volevamo restare lì con i pensieri, ha spiegato l'ex abbadessa, sorridendo come solo lei sa fare. Adesso per noi c'è la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta, c'era un pezzo di marca trevigiana oggi a Parigi per le celebrazioni ufficiali della presa della Bastiglia, la parata aerea in volo a Parigi, anche un Eurofighter dell'aeronautica militare appartenente al 51esimo stormo di Strana, quest'oggi quindi nella capitale francese, una formazione di velivoli militari di vari paesi, tra cui un Eurofighter dello stormo di Strana in rappresentanza dell'aeronautica militare, affiancato la componente francese in sorvolo sugli Champs-Élysées in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza della presa della Bastiglia. La formazione ospite è costituita da Eurofighter di nazionalità italiana, inglese, tedesca e spagnola, da un F-18 svizzero e da altri velivoli dell'Alleanza, così reso omaggio a questa importante ricorrenza storica. E si è chiusa con la presenza record di oltre 2000 persone da 4 giorni delle associazioni nel villaggio allestito per la nuova proposta della tradizionale festa della Sardea sull'Alzaia di Silea. Oltre 100 le realtà volontaristiche presenti grazie all'organizzazione dei Veneti schiacciati dalla crisi e dal comune di Silea, che ha portato negli storici spazi ricreativi anche tutta una serie di declinazioni culinarie della sardina, dalla Sicilia al Friuli. 4 giorni di promozione della solidarietà declinate nelle diverse attività, ma anche di proposte musicali di band giovani ed emergenti, in una festa che, visto il successo, il comune di Silea e l'associazione Veneti schiacciati dalla crisi contano di ripetere il prossimo anno, agganciandola all'altro storico appuntamento del Sile, il ritorno della discesa allegorica proprio del fiume. E noi adesso andiamo a Belluno. La frana di San Vito di Cadore in primo piano, si lavora ininterrottamente per rimuovere la colata e ripristinare la sicurezza della circolazione. Domani pomeriggio riunione tecnica a Palazzo dei Rettori. ANAS annuncia la riapertura alle prime ore dell'alba di domani. Ma facciamo il punto con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Personale e mezzi ANAS sono al lavoro ininterrottamente da domenica mattina sulla 51 di Alemagna a San Vito di Cadore per rimuovere fango e materiale roccioso. L'obiettivo dichiarato è ripristinare a tempo di record la viabilità e, salvo contrordini o nuovi episodi temporaleschi, la riapertura totale al traffico è prevista nelle prossime ore all'alba del 15 luglio. Il transito sarà consentito sempre nella stessa fascia oraria decisa la settimana scorsa, dalle 6 alle 20, ma l'incubo potrebbe materializzarsi di nuovo. L'ennesima colata di sassi, detriti e fango, un volume di materiale pari se non superiore a quello del 1° luglio, è finita parte sulla strada di Alemagna, l'altra trasportata fino all'alveo del torrente Boite. Le ditte incaricate da ANAS hanno completato la rimozione del materiale più grosso dalla carreggiata e si sta lavorando per il ripristino del pluviometro a bordo strada che è rimasto danneggiato dall'evento. Il protocollo di sicurezza messo a punto venerdì scorso al tavolo della prefettura ha dimostrato la sua efficacia, ma è impensabile poter sostenere la situazione in questo modo. Io spero che anche con il pungolo delle Olimpiadi si provveda a un grande finanziamento, perché io non so quale sia la soluzione, ma penso che una galleria paramassi o altre soluzioni possano garantire la sicurezza ai cittadini. Questa è l'attesa risposta del presidente Zaia, mentre l'attenzione è tutta sul governo che, dichiarando lo stato di emergenza, potrebbe stanziare fondi per la messa in sicurezza dell'Alemagna. Per la Vinità, un progetto definitivo di ANAS nell'ambito delle opere per i mondiali di sci 2021, protocollato il 28 luglio
luglio 2017 esiste già e prevede, pur se con calcoli empirici, la realizzazione di un bacino di circa 7.100 metri cubi, non tanto per il contenimento della colata, ma per un effetto migliorativo della situazione osservata allora. Nel 2017 il geologo Fenti e il progettista Marcer auspicavano che gli enti competenti prendessero in considerazione di realizzare un altro piccolo invaso di contenimento di circa 5-6 mila metri cubi a Monte della Briglia esistente e nel contempo anche la riprofilatura del canalone dell'altro ramo di colata posto in destra orografica. Peccato che tutto sia rimasto nel cassetto. E tanta è la rabbia tra i lavoratori pendolari che da questa mattina a Torto Collo hanno dovuto salire sulla Tre Croci per andare fino a Cortina da un pezzo. La navetta fra San Vito e Cortina con noleggio, con conducente, si sta rivelando un vero e proprio salasso, come ci racconta sempre Tiziana Bolognani. La dignità di chi ha scelto di vivere e lavorare in montagna non può essere calpestata. Lo affermano a gran voce i lavoratori pendolari che fanno la spola fra il Cadore e Cortina e che dopo la frana a San Vito sono costretti a viaggi della speranza fra i tornanti del passo Tre Croci. Il sollievo parziale per tutti è durato pochi giorni e dopo l'ennesima colata dal Marcore è ricominciato l'incubo cui per farvi fronte aveva cercato una soluzione il Comune di Cortina annunciando la disponibilità di navetta NCC per il transito sulla 426. Il risultato, oltre al danno, la beffa dopo aver scoperto che il biglietto richiesto a persona costa 30 euro al giorno. Io capisco benissimo che ognuno fa il suo business ed è giusto che sia così, però dobbiamo anche renderci conto che noi stiamo dando un servizio della gente che viene a lavorare, non è il turista che si può permettere di pagare un biglietto a fronte di un servizio che poi può avere, faccio dire, nel rifugio. Qui stiamo parlando di gente che ha necessità di avere questo servizio per venire a lavorare. La gente è arrabbiata, tanto più che il transfer non porta in centro, né a Cortina né a San Vito, ma in luoghi comunque isolati che richiedono spostamenti di chilometri a piedi o con i mezzi pubblici, che al momento non ci sono. Il sindaco Lorenzi chiede a chiunque sia in grado di rendersi disponibile per questo servizio di ragionare in maniera diversa. Se, faccio dire, costa 10 euro, 15 euro la tratta, è logico che quella tratta lì deve avere un margine di guadagno perché assolutamente non è in discussione, però magari possono essere 20 euro suddivisi per le 8 persone che sono all'interno del mezzo. Allora con 2-3 euro penso che anche 5 qualcuno si possa permettere il servizio, altrimenti vuol dire aver vanificato tutti gli sforzi dell'amministrazione insieme al sindaco di San Vito per mettere a terra un servizio che poi non riesce a riscuotere il risultato per la quale noi ci stiamo andando a fare. Alcune aziende hanno deciso di accollarsi i costi del transfer, sollevando così dall'ulteriore disagio i propri dipendenti. Altri lavoratori meno fortunati sono costretti a spostarsi percorrendo il Tre Croci. Gli autisti NCC che si sono prestati al servizio sono esclusivamente quelli autorizzati. Il chiarimento è arrivato nelle scorse ore dal Consorzio di Promozione Cadore Dolomiti di San Vito, che aveva ricevuto segnalazioni in merito ad autisti che in questi giorni hanno usato il business, ci si sono tuffati a capofitto. Un'aggressione fisica dentro il municipio, un consigliere comunale convinto a non chiamare il 118 e sullo sfondo un'associazione vicina a Fratelli d'Italia destinataria di affidamenti diretti per eventi e iniziative. Sono gli ingredienti della spy story in salsa bellunese che scuote Palazzo Rosso e riaccende tensioni anche in maggioranza. Armando Stefani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua verità a Gigi Sosso del Corriere delle Alpi. La vicenda è quella della presunta aggressione nell'ufficio dell'assessore al turismo Paolo Luciani. A mettergli le mani addosso, riferisce Stefani, Massimo Della Vecchia, referente dell'associazione Pensiero e Azione. I due si erano incontrati per mettere un punto sul coordinamento delle attività di food and drink previste per la sagra della Madonna Addolorata dello scorso aprile. La versione di Armando Stefani all'incontro in rappresentanza del Circolo dei Rumeni è una bomba politica. La discussione è degenerata, racconta, mi ha messo le mani attorno al collo e sono caduto dalla sedia, ma mi hanno fatto capire che non dovevo andare al pronto soccorso e non l'ho fatto. Dell'episodio, spiega Stefani, nel giro di pochi minuti sono stati formati tutti, sindaco in primis. Parole pesantissime su un episodio scatenato dall'iperattività di Pensiero e Azione, associazione fondata da Monica Mazzoccoli, coordinatrice del Circolo di Belluno di Fratelli d'Italia. A fine 2022, una volta assunto l'incarico di assessore allo
allo sport, Mazzoccoli e altri 2 collaboratori lasciano l'associazione per ragioni di opportunità, associazione che viene presa in mano dal collega di partito Massimo Della Vecchia, portavoce del coordinamento provinciale Rete Immigrazione. In questi 3 anni, secondo i rumors, in alcuni casi accertati da determine di Palazzo Rosso, Pensiero e Azione è stata affidataria diretta dell'organizzazione di eventi in città. L'ultimo, in ordine di tempo, il Mondialito, prima ancora aspettando i Fisciot, il 4 e 5 aprile scorsi. Una gestione opaca, secondo Stefani, che da tempo contesta metodi e beneficiari. Ma la sua non sarebbe una protesta solitaria. Certo è, da quell'episodio, al vaglio della Procura di Belluno, l'atteggiamento di Stefani in Consiglio Comunale è cambiato. I suoi voti contrari o di astensione sono stati espressi solo per ragioni tecniche. Non c'è alcun caso politico, smorza i toni il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Farina. Resta sullo sfondo una pagina inquietante per Palazzo Rosso, mentre fuori i cittadini si domandano chi comanda davvero in comune e a beneficio di chi. Subito dopo la sigla c'è il meteo, grazie davvero per l'attenzione, buona serata.